Allora, Saviano, 10 settembre 2012, c'è un fuoco qua sul Lagno Santa Teresella, sterpaglio di Nocella. Signore, guardate che non si può accendere il fuoco qua. Il fuoco non si può accendere. Stai riprendendo? Questo fuoco non si può accendere, dovete spegnerlo, se no chiamiamo i vigili urbani. E non è neanche controllato, è pericoloso. Signora, sono le 10:30, guardate qua. Allora, innanzitutto non potete accendere alle 10:30. L'ordinanza parla di mezzogiorno e la legge nazionale dice che non potete proprio appicciare. Allora, se gentilmente volete spegnere, se no noi chiamiamo i vigili urbani. Va bene? Vogliamo spegnere ora? Chiedeci un po' d'acqua sopra. Forza. Prendete l'acqua. Allora, la legge parla chiaro. Non si possono accendere fuochi di sterpaglie. I comuni di quest'area hanno deciso, non lo so come, di consentire di bruciare le sterpaglie da mezzogiorno alle 3, non si sa bene in base a quale legge, perché qua le leggi se le inventano i comuni, e per consentire ai contadini di bruciare. Ma bruciare cosa? Questa è roba che compostata migliora il terreno e noi non capiamo perché questo deve avvenire. Ora, questa signora da studiarsi il fuoco, perché queste foglie servono per l'humus della terra, perché si deve bruciare? E stiamo facendo una grossa battaglia anche per evitare che queste sterpaglie vengano bruciate, perché ci sono delle alternative, o abbancare sottoterra, migliorare quindi l'humus, oppure metterlo in siti di compostaggio per il compostaggio per i fertilizzanti. Questo è quello che dobbiamo fare. Purtroppo è pericoloso anche perché si dà fuoco alla vegetazione intorno, come vedete questo è il Lagno, qua già ci stanno i rifiuti di tutti i tipi e adesso la signora gentilmente ci spegne i fuochi e questa è un'altra battaglia che stiamo conducendo qui nel Nolano, ma è un fenomeno diffuso in tutte le colline dell'Avellinese e dell'Alto Nolano. La signora sta spegnendo, la ringraziamo. Ecco qua, metteteci un po' d'acqua pure qua, un po' d'acqua, così facciamo vedere alle persone che non bisogna curare l'ambiente. Ecco, mettiamoci un po' d'acqua, mettete anche l'acqua là perché sono poche fuoco. E no, queste foglie servono per la terra, signora mia, servono per la terra. Da Saviano è tutto. Per l'Astro Campania Felix Gennaro Esposito.